L'albergo diffuso Forgaria Monteprat nasce nel 2002, prendendo spunto da un progetto presentato dalla Regione attraverso i fondi comunitari e corrispondeva alla realizzazione di un modello su cui da molti anni si lavorava in questo territorio, che era quello di utilizzare il patrimonio edilizio, spesso di alto pregio legato alla tradizione friulana di queste parti, per trasformarlo in residenze utilizzabili nell'ambito di un progetto di accompagnamento turistico, e quindi sono stati presi una ventina di fabbricati, ristrutturati con la pietra locale e resi utilizzabili appunto dal punto di vista turistico, nell'ambito di un'area molto vasta che comprende l'altopiano di Monteprat, che si trova a una distanza breve dalla pianura, una quindicina di chilometri, e che corrisponde sostanzialmente a una possibilità di arrivare qui in poche decine di minuti e godere di un panorama alpino all'interno di un territorio sul quale sono stati fatti investimenti per quanto riguarda la sentieristica, per quanto riguarda un certo tipo di agricoltura anche di montagna, e quindi qui l'ospite può trovare rapidamente, salendo dalla pianura ma anche venendo da luoghi molto lontani, un territorio alpino in un contesto preservato completamente rispetto alla tradizione rurale. L'albergo diffuso è un modello turistico in cui le case sono disseminate sul territorio, ci sono delle strutture centralizzate come la reception, come i luoghi di incontro, e possiamo dire che l'albergo diffuso è un modello in cui non c'è al centro l'imprenditore turistico, ma c'è al centro le esigenze del territorio. Costruiamo quindi una condizione in cui prevalgono gli interessi di valorizzazione del territorio, del suo mantenimento, l'equilibrio tra l'uomo e la natura, e all'interno quindi di questo modello noi vediamo che l'ospite si muove all'interno di luoghi che sono le case, ma sono il territorio, la natura e gli aspetti dei rapporti con le persone, perché qui nell'albergo diffuso si incontrano persone, situazioni che sono quelle originali, non c'è nessuna finzione, non c'è nessuna costruzione prevista per soddisfare l'ospite in base a un modello in qualche modo riconosciuto o tradizionale turistico. Per cui noi vediamo qui un ospite che entra praticamente in un mondo tutto particolare. Tutte le case dell'albergo diffuso Forgaria Monteprat sono degli antichi stavoli recuperati e completamente ristrutturati seguendo i canoni tradizionali dell'architettura locale, quindi essenzialmente la pietra e il legno. Al loro interno sono stati proprio recuperati gli spazi tipici dello stavolo, però adattandoli ovviamente alla modernità, quindi dotandoli di tutte le modernità possibili, dall'attrezzatura della cucina fino alle televisioni satellitari, al riscaldamento. Questo per dare all'ospite tutto il comfort possibile durante la sua vacanza. Nel corso degli anni, a fianco all'albergo diffuso, sono cresciute alcune realtà importanti per lo sviluppo territoriale, tra cui la Casa per Ferie San Lorenzo, proprio al centro dell'Altipiano, adatta all'ospitalità di grandi gruppi e di associazioni. E ricordiamo poi la riserva naturale del lago di Cornino, proprio su questo territorio, un fiore all'occhiello di Forgaria e di tutta la regione, conosciuta anche a livello nazionale per il progetto di reintroduzione della specie del grifone. Il target della clientela dell'albergo diffuso è rappresentato principalmente da famiglie e da coppie, con un'età media intorno ai 35 anni. Il target è questo essenzialmente perché chi viene nell'albergo diffuso cerca la comodità, cerca di organizzare la propria vacanza in modo autonomo, quindi non essendo vincolato agli orari tradizionali di un albergo e né tantomeno alle attività proposte da un tradizionale albergo. Quello che noi proponiamo sono delle attività invece che valorizzano gli aspetti tradizionali e naturalistici dell'altopiano di Monteprat, sicuramente proprio per dare un'esperienza originale di vacanza e per consentire all'ospite di vivere appieno tutti gli aspetti di questo territorio.
Rispetto a un cliente che sceglie un albergo tradizionale o una casa vacanza, noi diamo, oltre alla libertà rispetto agli orari, dei servizi alberghieri, come ad esempio le pulizie e il cambio biancheria, la reperibilità e la disponibilità di una reception che propone e organizza delle visite e delle escursioni guidate e dà assistenza costante all'ospite durante tutto il periodo della sua vacanza. Nel nostro albergo diffuso, circa il 22-23% della clientela proviene da nazioni quali la Germania, l'Austria, la Francia, recentemente anche il Belgio e l'Olanda. I clienti che provengono dall'Italia vengono dalla nostra regione, dalle regioni vicine come ad esempio il Veneto, dalla Lombardia e dal Lazio. Il cliente dell'albergo diffuso cerca essenzialmente una vacanza rilassante, cerca di scappare dalla frenesia e dai ritmi veloci della sua quotidianità e di immergersi in un contesto dove può staccare la spina e conoscere aspetti naturalistici e tradizionali del tutto originali e diversi. Il nostro albergo diffuso è dotato di un sistema di prenotazione online direttamente dal nostro sito ufficiale che permette al cliente direttamente da casa sua di conoscere tutti i dettagli dell'abitazione e del territorio, per cui la maggior parte delle prenotazioni avviene direttamente attraverso il sito internet, anche perché l'albergo diffuso punta molto sulla promozione online della propria struttura perché è lo strumento che al giorno d'oggi consente di raggiungere il maggior numero di potenziali clienti attraverso una spesa molto contenuta.